Hello, hello, thumbnail. That's my thumbnail, guys, huh? Okay, maybe it's not really the best, but I love it. Oggi impariamo l'italiano con me. Mm? Ma l'italiano pratico, quello vero, quello che ci serve tutti i giorni per viaggiare e per godere di una eventuale vacanza, eh, oppure anche una long stay, no? Insomma, anche vivere, diciamo, per un determinato periodo di tempo in Italia, ok? Mm? Quindi mi soffermo per quanto riguarda la grammatica, ragazzi, è importante la grammatica, perché senza almeno le basi di grammatica, per esempio, poi ognuno di noi dà una certa importanza, priorità a determinate cose della grammatica, ok? Io per esempio una delle cose a cui do molta importanza per diventare veramente fluente e capire bene come funziona la composizione della frase e via dicendo in italiano sono i pronomi combinati, ok? È molto molto importante. Allora, oggi andiamo in Nord Italia, ok? Le Dolomiti del Brenta, meraviglioso ragazzi, è una roba fantastica, è una è una delle zone che mi ha colpito di più quando diciamo nei miei viaggi casalinghi italiani, ok? Il lago di Tovel è famosissimo, o almeno lo era, perché è un lago che si tinge di rosso, che periodicamente, no? Ehm, e questo è dovuto semplicemente ad un'alga rossa che pigmenta tutto il lago ed è uno spettacolo meraviglioso. Sfortunatamente quando ci andai io, tantissimi anni fa, il fenomeno era un po' di tempo che non succedeva, ok? Andiamo a vedere, andiamo in Trentino, il meraviglioso Trentino. Lago di Tovel, il gioiello del parco naturale Adamello Brenta. Ancora oggi, nonostante non accada più, il lago di Tovel è ricordato per il fenomeno unico al mondo dell'arrossamento. Fino alla metà degli anni 60, in estate, una certa alga affiorava in superficie e lo specchio d'acqua appariva di un rosso acceso. Per spiegare questo fatto straordinario nacquero misteriose storie e leggende, come quella della regina Tresenga. Oggi il lago di Tovel è uno dei gioielli naturalistici del Parco Naturale di Adamello del Brenta. Visitarlo significa godere appieno del contatto con la natura, confermo, confermo. Mm. Il centro più vicino, Tuenno, è a 14 km. Per il giro del lago occorre circa un'ora e mezza, ma sono molti i percorsi nei dintorni. Scopri qui le 10 cose imperdibili da fare sul lago di Tovel e nei suoi dintorni. La strada di accesso al lago è normalmente chiusa nel periodo invernale, da novembre a marzo. Ok? Andiamo a vedere le 10 cose imperdibili sul lago di Tover. Esplorando il gioiello del parco naturale Adamello del Brenta. Il lago di Tovel in Val di Non, questo è simpatico questo nome, il Val di Non, che non significa negative, no, no, significa no semplicemente, Val di Non, è uno dei luoghi più iconici del Trentino, sicuramente per la limpidezza delle sue acque e la vista sulle Dolomiti di Brenta.
ma anche per la sua storia ricca di fiabe e leggende. Ancora oggi, infatti, il lago di Tovel è ricordato da molti come il Lago Rosso, per il fenomeno unico al mondo dell'arrossamento che colorava le sue acque fino agli anni 60 del Novecento. Il particolare fenomeno era dovuto ad un'alga, la Tovellia sanguinea, che affiorando in superficie colorava il lago di un rosso acceso. Per spiegare questo fatto straordinario nacque la leggenda della principessa Tresenga. Oggi il lago di Tovel è uno dei gioielli naturalistici del Parco Naturale Adamello-Brenta. Particolarmente ricco dal punto di vista botanico e faunistico, plants and animals, vale la pena prendersi del tempo per visitarlo e per fare il giro del lago. Importante è sapere che la strada di accesso è normalmente chiusa nel periodo invernale da novembre a marzo. Qui sotto ti suggeriamo cosa fare nei pressi del lago di Tovel in 10 punti. Numero 1. Fare il giro del lago di Tovel. La passeggiata è pianeggiante e adatta a tutti, è un trekking facile, easy, ma è utile sapere che c'è un piccolo tratto con alcuni scalini su roccia e un cordino metallico per facilitare il passaggio. Per una piacevole pausa sulle sponde del lago si trovano il ristorante bar hotel Mountain Chalet Tovel e l'albergo ristorante Lago Rosso. Numero 2. Visitare la casa del Parco Lago Rosso. Allestita in collaborazione con il Museo Tridentino di Scienze Naturali e posta sulla riga del lago, la Casa del Parco Lago Rosso è il centro visitatori dedicato al lago stesso e allo straordinario fenomeno dell'arrossamento, che lo ha caratterizzato fino al 1964. Numero 3. Fare trekking dal lago di Tovel a Malga Flavona. Itinerario di media difficoltà che tocca alcuni dei luoghi più spettacolari delle Dolomiti di Brenta. La spettacolare Val Flavona con la sua malga, i verdi alpeggi costellati in alcuni punti da fossili preistorici e il maestoso Turrion Basso, is a peak, con la sua forma a dir poco originale. Numero 4. Scoprire il Parco Natural Adamello Brenta. Il parco è l'area protetta più vasta del Trentino ed è stato riconosciuto UNESCO Global Geopark, in italiano Geopark, grazie al suo raro patrimonio geologico e morfologico di grande interesse scientifico. Numero 5. Percorrere il famoso Lez di San Romedio. Si tratta di un facile itinerario scavato nella roccia che ricalca un canale irriguo ottocentesco. Senza presentare particolari difficoltà, ti trasporterà in un posto davvero suggestivo, il santuario di San Romedio. Numero 6. Fare kayak sul Rio Novella. L'escursione è adatta a tutti e dopo alcune semplici istruzioni fornite dagli istruttori ed una brevissima lezione pratica sulla tecnica di pagaiata, ci si inoltra nel mondo primitivo del canyon, formato dal Rio Novella nel suo correre verso le acque del lago di Santa Giustina. Numero 7. Attraversare la Pietraia in Val di Tovel. Il facile sentiero parte dal lago e percorre un tratto iniziale nel bosco di abeti e pini per uscire poi allo scoperto sulla Pietraia delle Glare, nata da una grande frana che si è staccata dalle pareti soprastanti. Da non perdere in primavera-estate i laghetti effimeri. Numero 8.
assaggiare il tortel di patate. L'ingrediente è praticamente solo uno: patate a pasta bianca della Val di Non. Vanno mangiati caldi accompagnati da affettati, mix salumi, no? Salami, formaggio di malga, insalata di cappuccio, cavolo cappuccio, fagioli borlotti, my favorite, fagioli borlotti, e carne salata alla griglia. L'ultimo tortel invece va servito come dolce, con un buon cucchiaio di marmellata di mirtillo rosso. Wow, no way. Numero 9. Visitare Castelvaler. Castelvaler sorge in una splendida posizione panoramica poco distante dal paese di Tazzullo ed è completamente circondato dai meleti, Apple Fields. Lo si riconosce facilmente per via della sua imponente torre ottagonale, la più alta del Trentino. Numero 10. Scoprire la leggenda della principessa Tresenga. Sai che fino al 1964 le acque del lago di Tovel diventavano rosse come fragole mature? Gli abitanti della Val di Non conoscono una storia di tanti secoli fa, quando in Trentino c'erano ancora re, cavalieri coraggiosi e principesse guerriere. Interessante. Andiamo ora, vediamo un po' qualche informazione sul parco naturale Adamello Brenta, ok? Che poi Adamello Brenta, Adamello è un monte, ok? È una montagna, mentre Brenta identifica le Dolomiti del Brenta, ok? C'è una sezione, le Dolomiti, le Alpi sono suddivise per sezioni, ok? E sono nominate ognuna con un nome diverso. L'area protetta più vasta del Trentino, la selvaggia Val di Borzago verso il rifugio Caré Alto, alle sorgenti del Chiese è un fiume, is river, nella scenografica Val di Fumo, al Mandron in Mal Genova, alla fronte del più grande ghiacciaio italiano, il Glacier, Glacier. L'ambiente del parco è quello tipico dell'arco alpino centro-meridionale, con boschi di aghifoglie e che ricoprono le pendici dei monti fino a 1800 metri di altitudine. Al di sopra di questa quota, le foreste, che occupano un terzo delle superfici del parco, lasciano il posto alle praterie alpine e alla vegetazione rupestre che si spinge fin oltre i 2500 metri. L'area protetta occupa un territorio montuoso di 620,50 km², posto tra i 477 e 3558 metri di altitudine. L'ambiente è estremamente vario e diversificato. La flora, the plants, comprende foreste di abeti, faggeti, boschi di larici e prati trapuntati di fiori. Pascoli, torrenti, torbiere e rupi inaccessibili sono presenti a tutte le quote, mentre più in alto i paesaggi sono spettacolari e unici, dominati dalla marcata ricchezza e diversità geologica e geomorfologica dei due massicci montuosi, massif, no? Che contraddistinguono il parco, le Dolomiti del Brenta e il gruppo dell'Adamello, Presanella. Viaggiando lungo la Val Rendena si percorre un confine che separa i due gruppi. Entrambi sono stati modellati dalle acque superficiali e dai ghiacciai a partire da circa 20 milioni di anni fa.
quando le Alpi meridionali emersero dal mare. Numerose valli laterali costituiscono la via di accesso agli ambienti più selvaggi e remoti del territorio, dove agli occhi più attenti si presentano molteplici esemplari della fauna locale. Gli aspetti geologici, poi, non sono meno interessanti ed intriganti. Con ben 61 siti di interesse geologico, definiti geositi, il parco è stato riconosciuto geoparco, Geopark. Amazing photos. Andiamo un po', let's dig in the history of Lake Towel, ok? Palynological analysis on sediments of Lake Towel, Trentino, Italy. Palynological analysis on Towel Lake sediments were conducted to reconstruct the local vegetation and land use history. 2 of 30 collected cores for WP2 of Sarto project were chosen for palynological analysis. Core TOV001-7 sampled in the center of the main basin to obtain information of the vegetation development on a regional scale. And core is the sample. No, you know those core cylinder they use also in North Pole in the ice, to determine the age and the geological history. And core TOV03-19 sampled in the littoral position on local scale. The 2 cores of Towel Lake encompass the recent vegetation development of the late subatlantic. Core TOV01-7 since about 900 Anno Domini AD after Christ, and core TOV03-19 since 1600 Anno Domini. Around 1100 Anno Domini, a human impact forests into farmland. Accompanied with this human interference is an intensification of the agricultural activities. During the Middle Ages, an anthropogenic disturbance was caused by grazing of the local forests surrounding the lake. Between 1400 Anno Domini and 1600 Anno Domini, new clearings in lower altitudes caused a decrease of Ostrea carpinifolia, as well as an increase in Castanea sativa and Juglans, implying the plantation of orchards. Later, during the middle of the 17th to the 18th century, the mixed oak forests in Malay bottom regions are cleared again. But, guys, you see, are the present, even is referred on the past event. The same is in Italian. You can change the time. Okay, based depends on how you shape the sentence. Okay, are cleared again, but clearings happen also in the forests surrounding the lake, indicated by a fagus, abies, and Picea decrease, whereas pioneer and light-demanding species expand. For example, Betula, Populus, and Pinus.
There existed an extensive land use in the valley recorded by high values of cultural Hordeum type Cicale and settlement indicators Artemisia, Chenopodiacea, Urticacea. All Latin names, dear English native speakers, you may relate on thousands of words from English to Italian easily due to the common Latin or Greek root. Okay? But also from the increase of the graminae, Juniperus and Plantago lanceolata as a consequence of pasture. During the 19th century, the percentage curve of vitis reflects the expansion of viticulture in the valley bottoms. I love the wine. Viva the wine. Viva il vino. Whereas there existed an extensive land use in the valley recorded by high values of cultural and settlement indicators, but also from the increase of the graminae as a consequence of pasture in the valley bottoms. A last remarkable change in the land use of the area happened around 1880 Anno Domini. A grazing management of the forests surrounding the lake as well as in the high altitudes is suggested by pasture indicators and respectively the expansion of larynx. It is conceivable that this intensified pasture utilization may cause a higher input of nitrogen into the lake and the surroundings, which favors the spread of Cyperaceae in the lakeshore vegetation and Sambucus, I love Sambucus, nigra in the forest at the beginning of the 20th century. Nevertheless, it does not seem to have a sustainable effect because in the most recent samples these eutrophic indicators are diminished. Italiano, now we read, ora leggiamo in italiano the same exact paragraph, ok? Summary. Riassunto. Analisi palinologiche sui sedimenti del lago di Tovel, Trentino, Italia. Sui sedimenti del lago di Tovel sono state effettuate analisi polliniche, the pollux, no? Per ricostruire la storia della vegetazione e dell'uso del territorio locale. 2 delle 30 carote campionate per il WP2 del progetto Salto sono state scelte per le analisi polliniche. La TOV01-7, prelevata al centro del bacino principale per ottenere informazioni sullo sviluppo della vegetazione su scala regionale, e la TOV-19, campionata in posizione litorale per ottenere informazioni a livello locale. Le 2 carote, the samples, del lago di Tovel racchiudono lo sviluppo della vegetazione del tardo subatlantico. Approssimativamente la TOV01-7 dal 900 anno domini e la TOV03-19 dal 1600 anno domini. Attorno al 1100 anno domini d.C., after Christ, si nota già l'impatto umano sulla vegetazione. Nel fondovalle il Quercetum mixtum,
subisce dei tagli ed è convertito in terre coltivabili, con aumento dell'attività agricola. Durante il Medioevo un disturbo antropico locale è determinato dal taglio dei boschi. Tra il 1400 anno domini d.C. e il 1600 d.C. il taglio alle basse quote causa una diminuzione di Ostrea carpinifolia e un aumento di Castanea sativa e Juglans. Tra la metà del XVII e il XVIII secolo si assiste ancora al taglio di boschi a querceto misto nel fondovalle. I tagli interessano anche i boschi limitrofi al lago e ciò è testimoniato dalla diminuzione di Fagus, Abies e Picea e dalla contemporanea espansione di specie pioniere eliofile come Betulla, Populus e Pinus. L'uso estensivo del fondovalle è testimoniato dall'elevata presenza di indicatori culturali, Ordeum type, secale, e antropici, Artemisia, Chenopodiaceae, Urticaceae, those that is itching the skin, ma anche dall'aumento di graminee, Juniperus e Plantago lanceolata, come conseguenza dell'attività di pascolo. La curva pollinica di Vitis testimonia l'introduzione della viticoltura in fondovalle durante il XIX secolo. Un ultimo evidente cambiamento nell'uso del territorio si registra verso il 1880 d.C. Tagli dei boschi attorno al lago e alle quote superiori sono testimoniati rispettivamente dalla presenza di indicatori di pascolo e dall'espansione di larix. È plausibile che l'uso intensificato del territorio per il pascolo possa aver causato all'inizio del XX secolo un maggior apporto d'azoto nel lago e nelle zone limitrofe, favorendo la diffusione di ciparacee nella vegetazione perilacustre del lago. Lacustre significa lago, ok? Intorno al lago, ok? E di Sambucus nigra nel bosco. Tuttavia, tale situazione non sembra persistere poiché nei campioni più recenti gli indicatori eutrofici diminuiscono. Va bene? Bene, bene, bene. Va bene ragazzi. Ci vediamo alla prossima. Seguite lo script, ok, in YouTube, ok, in modo che potete anche stampare, no? Potete anche stampare lo script per avere anche un riferimento scritto, ok, in modo anche da comparare, diciamo, la mia pronuncia, ok, mm? come verifica, ok? Mm? In effetti ho notato che il transcript in tempo reale, no? In YouTube ha raggiunto veramente un ottimo livello, cioè veramente fantastico. Chiaramente magari qualcosa devi fare attenzione, no? You have to be careful to some little thing, but really, indeed, the transcription in YouTube reached a fabulous level.
I mean to say, is really trusty. You know, that's fantastic, and it saves a lot of job. Meanwhile, helps the viewer, the student, the passionate of the, in my case, of the Italian language, to print out the transcription, and to have also, a written material, you know, to relate on, to study. So that is amazing. That is amazing. Okay, guys, thank you very much. See you next time. Bye. Have a beautiful day. Ciao.